Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, raga, pole position mostruosa, libere, pro e qualifica, stai zitto, zio Ken. Ancora pochi minuti e finalmente lo spettacolo avrà inizio. Veramente ho fatto qualificazioni prove libere strepitose in una gara che amiamo. Il problema è che è fatto tutto col sole, adesso il tracciato è bagnato, quindi speriamo bene, però le possibilità di vincere sono moltissime, qua l'Austria sta diventando la nuova Barcellona. Buono raga, andiamo, obiettivo vincere. Vai raga, andiamo, l'insidia della pioggia è l'unica cosa che può levarci la vittoria secondo me. Vai. Ok, vediamo la distanza Marquez, con chiusure degne del peggior culo. Questa è la nuova Barcellona raga. No, vado per guardare il Dovi. Dobbiamo scappare via raga, questo è l'obiettivo. Questa curva è l'unica curva un po' pericolosa e con la pioggia molto di più. Ma voglio fare una vittoria tipo vecchi tempi, cazzo. Devo tornare prima però perché sennò la perdo. Bisogna pitturare oggi, ricordiamo la gara dell'altro anno ragazzi, siamo arrivati terzi con 50 ritiri. Visto che hanno un po' diciamo abbassato sta cosa, finora quantomeno, ho visto meno ritiri, sempre ce ne sono, ecco appena detto. Miller fuori. Niente, l'Austria è comunque una gara che crea incidenti. Non vedo l'ora di giocare a Formula 1 ragazzi, dopo purtroppo aver mollato il 19 per problemi di schiena. Voglio veramente fare una super carriera con la Commenda GP che si ispira alla Brown GP. Non vedo l'ora raga, è già tutto pronto. Il gioco già preso, lo sto solo aspettando. La Shumi Edition. Qua ce ne stiamo andando ragazzi, ma sapevamo che questa può essere una gara iper favorevole, ma non dobbiamo sbagliare nulla, che basta un errore e ciao ciao. No, ecco appunto, piano. Ecco, piuttosto vai lungo. Mi sembra che il ritmo sia molto migliore rispetto a quello degli avversari. Ma ripeto, in Austria andiamo bene, siamo andati bene anche l'altro anno con la moto della Kitty, questa è un attimo migliore e vogliamo la vittoria dopo Assen. Occhio. Ok. Molto bene, stiamo guidando per il momento bene, ma stiamo zitti, stiamo in silenzio, ce ne stiamo andando fastest del Cuber, fastest, il mitico fastest. Possiamo permetterci anche di andare tra virgolette più piano per non rischiare. Riesco ad andare largo raga perché la paura è tantissima, non possiamo buttare via finalmente una gara che sembra dominata, che Assen comunque abbiamo vinto ma non è stata dominata, anzi. No, mamma mia, l'ho rischiata veramente di brutto,
codata. E ok, altro giro completato. Ne restano 4. Altro fastest. Non piove, tempo nuvoloso, ma il tracciato è tutto bagnato. E bagnaia, ragazzi. No, questa curva è proprio pericolosa. Purtroppo quella è l'unica curva, diciamo, possiamo sbagliare su qualsiasi, perché il Kuma lo sapete che può cappellare su qualsiasi anche nel Tirreno, però quella è quella più rischiosa, sicuramente. Questa non l'ho presa benissimo, però gli avversari proprio sono lenti. Qua in Austria gli avversari sono lenti, non c'è niente da fare. Attenzione, Jack Miller fuori, incidente di Jack. Ok, abbiamo 1 secondo e mezzo di vantaggio, facciamo più lenti. Relapse remaining in inglese. Attenzione, Vizioso fastest, vuole recuperare Vizioso, attenzione. Giro record di Vizioso. La pista si sta asciugando, comunque si vede. È chiaro che purtroppo non c'è mezzo dinamico, così, sarebbe bello fare il cambio moto, ma è utopia secondo me ancora, purtroppo, perché se non la vedo una cosa così impossibile. No, attenzione, siamo in difficoltà, ragazzi. Dovizioso ci ha preso in mezzo giro 1 secondo e mezzo, non è finito niente, raga. Stiamo bighellonando. Incredibile quanto ha recuperato Vizioso. Signori, si è rifatto sotto, non c'è niente da fare, non c'è nulla di scontato in sto MotoGP. E poi facciamo anche un brutto errore. Adesso c'è un po' d'ansia perché non mi aspettavo questo recupero di Vizioso. Sciolaps, Vizioso sta macinando, Vizioso sta macinando, Dai raga, dai. No, lunga. Qua mi sono visto per terra, raga. No bueno, meno male che Vizioso non ha fatto un gran giro qua, perché non ho perso niente, secondo me. Possiamo fermare. Vizioso è tornato sotto, mamma mia, sul settore Vizioso vola 3 decimi. No, non è supera Iannone, patatone. Ok, adesso inizia il final lap comundiano, uno dei più classici, questo è proprio uno dei più classici, dei bei tempi. Ok, stiamo con la miscela 2. E qua Vizioso, percepisco il rombo della sua Ducati, che presto sarà mia, non questo prossimo anno ma fra 2 sicuramente. Binder super, grande Rossi. Ah, mi ha attaccato, ragazzi.
Benza. È vicinissimo, purtroppo qua di solito Vizioso tenta la staccatona. Io la sbaglio. Sto tremando ora. No, eccola qua, ecco l'errore. Mamma mia. Io ho veramente il cuore in gola. Ti prego non cappellare qua. Final curve. E si va a vincere in Austria. Vittoria alla fine sudata, ma arriva. Signori, Venezia non c'è. Sentenza pura. Guardatelo, bello come il sole. Di notte. Mentre i piloti della MotoGP completano il giro d'onore e rientrano al parco chiuso, andiamo anche il giro veloce, la classifica finale della gara di oggi. Torniamo quinti, però rimaniamo quinti, più di quinto lo possiamo fare quest'anno. Si vede che la moto è migliore, però. Questa vittoria è il vero coronamento. Guardalo, bello. Se il suo team continua a lavorare così per gli avversari sarà davvero difficile arrivargli davanti. Mamma mia. Scene indimenticabili per Veneziano, che porta a casa un'altra vittoria, la seconda. Riprendiamo la diretta dal circuito dove i primi 3 piloti classificati sono appena arrivati sul podio per la consueta cerimonia di premiazione. Ogni Gran Premio fa storia a sé. Sicuramente questi ragazzi saranno da tenere d'occhio anche per le gare a venire. Ecco la coppa e andiamo. Ok. Benissimo, andiamo avanti e la prossima è a Silverstone, ricordatevelo. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!